ringrazio per avermi chiamato qua insieme al mio maestro. Ovviamente è un orgoglio per me, sia a livello sportivo ma anche personale, proprio per il fatto di riuscire a portare il nome di Portoviro in giro per il mondo. E in questi anni abbiamo fatto tante gare, tante trasferte, abbiamo girato veramente tutto il mondo e bene o male siamo sempre riusciti a dire la nostra. E questa ultima vittoria è stata, come diceva il maestro, molto importante, soprattutto perché è stata la prima volta che siamo riusciti a battere i giapponesi, non era mai successa, e poi è stato anche il primo campionato del mondo dove erano tutte le nazioni presenti, quindi non mancava proprio nessuno, è stata una grande soddisfazione, c'è stato dietro un gran lavoro, grandi sacrifici, e io ci tenevo comunque a ringraziare la città di Portoviro, il maestro, la palestra Robodi dove mi alleno, tutti quelli che ci hanno aiutato, comunque chi più chi meno, insomma ci hanno sempre aiutato, gli sponsor perché sono stati fondamentali, perché purtroppo il mio sport non vive anzi vive solo dei supporti che ci danno le ditte qua del paese. Ti ringrazio per questo che mi hai fatto, Grazie a voi. perché ha portato veramente Portoviro nel mondo e non mi resta altro che dire viva comunque sempre in Portoviro.